Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie di questa edizione. Fra polemiche e scontri, il rush finale della finanziaria regionale, un tutti contro tutti. Dopo 3 rinvii l'Aula torna a riunirsi. A Messina subito neutralizzati gli autori della tentata estorsione al titolare della Cosedil e presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio. 3 arresti dopo la sua denuncia, il pizzo preteso addirittura in videochiamata dal carcere. A Trapani 90 i telefonini sequestrati in carcere quest'anno. Rifinanziato il ponte sullo Stretto, i fondi spostati al 2033 e 2032-2033 inseriti nel maxi emendamento alla manovra finanziaria che il governo ha presentato in Commissione Bilancio. Il riesame annulla le misure nei confronti di 6 dei 7 indagati coinvolti nella maxi inchiesta della compagnia di navigazione Liberty Lines. A Palermo polemiche e ironie in rete per la ruota panoramica nella zona pedonale. Lamentele dei residenti, la sovrintendenza attacca, snatura il profilo urbano, ma il comune la difende, aiuta il turismo. Non si arresta la crescita dell'influenza in Italia, la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità. Alta l'incidenza anche in Sicilia con 17,6 casi per 1000 abitanti, i più colpiti i bambini sotto i 4 anni. E poi il calcio, Serie B, il Catania costretto a vincere per mantenere la vetta della classifica. Formazione quasi obbligata per Toscano in vista della partita di domani al Massimino contro l'Atalanta Under 23. In campo domenica sera nell'atteso derby anche Siracusa e Trapani. Bentrovati. Fra polemiche e scontri, il rush finale della finanziaria regionale. Dopo 3 rinvii l'Aula torna a riunirsi. Si cerca ancora modo per andare avanti, visto che ormai sembrano essere tutti contro tutti. Manlio Viola. La finanziaria delle riscritture del grande stralcio resta appesa a un filo. Dopo la lunga notte, a mezzogiorno di oggi i deputati dovevano tornare in aula a Sala d'Ercole per approvare gli ultimi 9 articoli, ma di rinvio in rinvio, almeno 3, è volata via inutilmente l'intera giornata. Al centro degli scontri ci sono le parole proprio del presidente dell'ARS che nella notte fa circolare su WhatsApp un messaggio di sfogo. C'è un clima che definisco quasi di odio, scrive. È ormai evidente che molti problemi nascono da una mancanza di fiducia all'interno della stessa maggioranza. C'è chi non ha ottenuto nulla, chi troppo. Su questa affermazione esplode Ismaele Lavardera, che vede in queste parole un ritorno al sistema delle mancette, una vera e propria spartizione delle risorse fra i deputati, e invoca la magistratura annunciando un esposto. Ma i problemi vanno ben oltre queste letture. Lo scontro nasce dall'andirivieni di deputati nella notte negli uffici di Torre Pisana, quelli di Galvagno. Sta nascendo una maggioranza trasversale, accusano i deputati azzurri. Così il segretario di Forza Italia Marcello Caruso arriva all'ARS per un vertice del partito. Fra i corridoi intanto risuona l'ultima parte del messaggio di Galvagno. È chiaro che dopo questa finanziaria, qualora non volessimo andare tutti a casa prima, chiederò, dice, un serio confronto, perché io non sono più disposto a perdere del tempo per fare incastrare gli altri e per ricevere in cambio odio gratuito. Poco prima delle 18:30 finalmente si riparte. La conferenza dei capigruppo, riunita per quasi un'ora, ha indicato una strada nella speranza che l'accordo questa volta regga. A Messina 3 arresti per la richiesta di pizzo alla Cosedil, un'estorsione tentata addirittura in videochiamata dal carcere. Francesco Triolo. Tentata estorsione e uso di cellulari in carcere aggravati dal metodo mafioso e dall'impiego di un minore. Sono queste le accuse contestate dalla Procura di Messina nei confronti di 3 persone per la tentata estorsione alla ditta catanese Cosedil, impegnata in uno dei cantieri del risanamento in città e amministrata dal presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio. I destinatari del provvedimento sono il 24enne, attualmente agli arresti domiciliari Giovanni Aspri, che si era recato in cantiere prima che Giuseppe Surace, 39 anni, e Salvatore Maiorana, di 33, attualmente detenuti in carcere a Palermo e Agrigento, parlassero in videochiamato con quello che pensavano fosse il capocantiere, invece era un carabiniere a cui è stato recapitato un telefonino da parte di un minorenne. In conferenza stampa il procuratore capo Antonio D'Amato ha sottolineato come la mafia cambia pelle ma non sostanza. Le attività estorsive sono il tradizionale strumento parassitario delle mafie, che però assolve anche ad un'altra funzione, quella di esercitare e dimostrare i muscoli sul territorio, perché si deve dimostrare che si continua
appunto senza soluzioni di continuità, ad avere il controllo del territorio. Un fenomeno, quello delle estorsioni, che non registra tante denunce per la paura di atti ritorsivi. In tutte le indagini che svolgiamo, quando emergono degli episodi estorsivi, sia consumati che tentati, ecco, quegli episodi emergono solo ed esclusivamente grazie alle investigazioni e talvolta successivamente chi è vittima di queste richieste estorsive decide di denunciare, ma lo fa solo successivamente quando c'è una scopertura delle attività investigative. Ma purtroppo dobbiamo anche dire che in altre circostanze, anche di fronte all'evidenza, le vittime di richieste estorsive non decidono di denunciare. Le indagini proseguiranno per accertare le complicità e le modalità con le quali sono entrati in carcere i telefoni cellulari di ultima generazione, ma anche il ruolo del minore. Rifinanziato il ponte sullo Stretto, i fondi spostati al 2032 e 2033 inseriti nel maxi emendamento alla manovra finanziaria che il governo ha presentato in Commissione di bilancio. Francesco Triolo. Ripristinati gli stanziamenti per il ponte sullo Stretto di Messina, rifinanziati con complessivi 780 milioni nel 2032 e 2033. A prevederlo il maxi emendamento del governo alla manovra finanziaria presentato in Commissione bilancio dal ministro Giorgetti, che sposta a 320 milioni nel 2032 e 460 milioni nel 2033. Il rifinanziamento, si legge nella relazione tecnica, viene fatto alla luce dell'aggiornamento e l'iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell'anno 2025 in conto residui rinvenienti dall'anno 2024. L'incremento delle risorse nel 2032 e 2033 è stato precisato, lascia inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate. Nel primo emendamento del governo, poi ritirato, i 780 milioni erano stati spostati tutti al 2033. Una rimodulazione che aveva provocato nei giorni scorsi diverse polemiche, soprattutto con l'opposizione che aveva attaccato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini e aveva parlato di game over per il ponte sullo Stretto. Il riesame annulla le misure nei confronti di 6 dei 7 indagati coinvolti nella maxi inchiesta della compagnia di navigazione Liberty Lines. Laura Spanò. Si dovranno attendere 45 giorni per sapere le motivazioni del Tribunale del Riesame di Palermo per le quali ha annullato 6 delle 7 misure cautelari personali disposte dal GIP di Trapani nell'ambito della maxi inchiesta che ha coinvolto la compagnia di navigazione Liberty Lines. Dopo le udienze di mercoledì e giovedì sono stati revocati i divieti di dimora a Trapani e Milazzo, a Marco Dalla Vecchia, Giancarlo Licari, Alessandro Forino ed ancora Gennaro Cotella, Anna Albe e Gianluca Morace, ai quali era stata applicata anche la misura interdittiva all'esercizio d'impresa. Lunedì 22 dicembre il riesame si occuperà della posizione di Nunzio Formica, colpito dal solo divieto di dimora. Ai giudici del riesame i legali hanno presentato una corposa documentazione. La decisione presa in così poco tempo da parte del Tribunale fa dedurre che le revoche scaturiscono dalla riconosciuta mancanza di esigenze cautelari. Nell'inchiesta sono complessivamente indagate 46 persone e le 2 società, la Liberty Lines e la SSN. Invece ieri il Tribunale del Riesame di Trapani ha discusso del sequestro da 184 milioni della società. La decisione è attesa a giorni. Nell'inchiesta le Fiamme Gialle hanno concentrato la loro indagine su tutta una serie di avarie riscontrate sui mezzi di navigazione, sull'applicazione dei protocolli di sicurezza e sulla comunicazione delle criticità tecniche delle unità navali di cui non vi è traccia nei libri di bordo. Massimo e Mattia hanno trascorso un'altra notte in un B&B. Padre e figlio, sfrattati qualche giorno fa a Palermo, sperano di trovare una sistemazione definitiva. Nel frattempo proseguono i gesti di solidarietà nei loro confronti. Emanuela Corsi. Massimo e Mattia hanno trascorso un'altra notte in un B&B. Passano i giorni e padre e figlio, sfrattati per morosità dopo che l'uomo perse il lavoro per assistere la moglie malata, restano in attesa di una sistemazione definitiva. Ogni giorno mi sveglio e dico poi oggi come finirà, dove andiamo, e quindi stiamo dormendo dove capita con quello che c'è di disponibile, ci organizziamo sul pranzo, sulla cena, insomma cose che io sinceramente non ho manco forza reattiva, perché prima ero ancora più emotivamente preso, adesso sono talmente stanco. Il Natale si avvicina e questo per Massimo e Mattia non sarà come gli altri.
I Natali belli, io con la famiglia ne abbiamo passati tantissimi, ho tanti bellissimi ricordi. Diciamo che per quest'anno vivremo di questi ricordi, se c'è la voglia, ma non so manco se c'è quello. Il pensiero va sempre all'amata moglie, scomparsa prematuramente. Una persona che praticamente non può stare tranquilla nemmeno la morte, perché mia moglie è accanto a noi e vede la situazione. Questa è la cosa che mi fa male, molto male. La macchina della solidarietà continua a muoversi velocemente, sperando in un miracolo di Natale per questa famiglia. Vi faccio sapere se succede questo miracolo, che per il Natale succede nei film, non credo che succeda nei prossimi 3-4 giorni, ma in ogni caso io vi farò sapere, perché sarò contento di farvelo sapere, considerato che vi sento vicini, diciamo. Catania, Palermo e Napoli sono le città italiane con il tasso più alto di abbandono scolastico e dove uno studente su 5 arriva in terza media con competenze del tutto inadeguate in italiano. Lo dice il report Open Police. A Catania e Palermo i ragazzi che non studiano e non lavorano tra 15 e 29 anni supera il 35%. Un altro dato negativo riguarda Catania, con la più alta incidenza delle famiglie con figli e in difficoltà economiche. Il report evidenzia la differenza che c'è in termini di opportunità sociali, economiche ed educative tra crescere nel centro di una città o nella sua periferia. E cambiamo argomento. Lo Stato come persona offesa è un segnale importante per cercare la verità su Ustica, lo dice Giuliana Cavazza, presidente dell'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica, dopo la seconda udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta bis sulla strage del 27 giugno del 1980. A Palermo polemiche e ironie in rete per la ruota panoramica nella zona pedonale. Lamentele dei residenti, la soprintendenza attacca, snatura l'identità visiva del profilo urbano, ma il comune difende la ruota, aiuta il turismo. Il servizio di Marco Gullà. Eccola qui, la ruota delle polemiche. Siamo in piazza Camilleri, nella zona pedonale di via Emerico Amari a Palermo, di fronte al porto. Un'enorme ruota panoramica piazzata al centro della piazza sta scatenando una serie di critiche e polemiche, soprattutto da parte dei residenti che la considerano invasiva e pericolosa e che permetterebbe a chi fa il giro panoramico anche di guardare dentro le case attraverso le finestre dei palazzi. Così, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley. Una ruota divisiva, c'è chi l'ammira e chi invece punta il dito anche contro il comune di Palermo, che dal canto suo invece difende la scelta di averla piazzata tra i palazzi di via Amari e in sintesi dichiara: questa ruota aiuta il turismo. La soprintendenza per i beni culturali di Palermo, il cui parere non è vincolante, aveva scritto al comune che l'area prescelta per installare la ruota e la giostra ad albero di Natale non è idonea perché la piazza costituisce la nuova porta di accesso alla città per i flussi turistici provenienti dalle crociere e dagli altri collegamenti marittimi, e tale installazione determinerebbe un ostacolo visivo oltre che fisico. L'assessore alle attività produttive Giuliano Forzinetti ha invece definito la ruota uno degli esperimenti per realizzare momenti di aggregazione in diverse aree del capoluogo. Insomma, la ruota gira tra polemiche e ironia sul web. Influenza in forte crescita in Italia, alta l'incidenza in Sicilia con 17,6 casi per 1000 abitanti. I più colpiti restano i bambini sotto i 4 anni. Veronica Barbarino. È alta l'incidenza dell'influenza in Sicilia, dove si registrano 17,6 casi ogni 1000 abitanti, un dato che colloca l'isola tra le aree più colpite e conferma come l'ondata influenzale stia circolando con maggior forza nel sud del paese. I più colpiti, i bambini sotto i 4 anni. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ci sono 816.000 casi di sindromi respiratorie acute nell'ultima settimana, quasi 100.000 in più rispetto alla settimana precedente in tutta
tutta Italia. Secondo gli esperti, il virus influenzale è altamente trasmissibile, ma non emergono al momento segnali di maggiore gravità clinica rispetto ai ceppi precedenti. Oltre ai sintomi influenzali prettamente respiratori, che includono tosse, raucedine, mal di gola, abbiamo dei sintomi sistemici che comprendono febbre elevata, dolori osteoarticolari e muscolari, cefalea. Si sta assistendo soprattutto nei bambini anche a dei sintomi gastrointestinali associati a nausea, vomito e diarrea. Le stime indicano che i vaccini antinfluenzali continuano a proteggere dalle forme più gravi e dall'ospedalizzazione. Le autorità sanitarie ribadiscono l'importanza delle misure di igiene e della consultazione tempestiva del medico, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili. Catania, l'arcivescovo Renna nel tradizionale incontro con la stampa ribadisce l'importanza dei valori come sensibilità e umiltà. Poi il messaggio sia un Natale di speranza per sanare le ferite dell'umanità. Tonino De Mana. I conflitti e le tensioni internazionali, il dramma della droga e del crack in particolare che attanaglia Palermo e Catania, la mafia, la corruzione che varca le soglie dei palazzi istituzionali, l'incendio alla scuola Pestalozzi di Catania che però non ha bruciato la speranza, già la speranza che sotto Natale si riaccende nei cuori di tutti. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, ha sottolineato l'importanza della sensibilità utile a volte a sconfiggere violenza e odio, ribadendo l'invito ai giornalisti di continuare a fare domande. E a proposito di domande, una la poniamo al diretto interessato. Che Natale sarà per i catanesi? È un Natale di speranza perché ci fa ricordare che Cristo è entrato nella storia per risanare profondamente le ferite dell'umanità. Personalmente anche io sono contento perché in questi giorni una realtà che sta molto a cuore alla diocesi, Loda, finalmente vive la transizione perché va a conclusione il progetto di fitto del ramo d'azienda, per cui i dipendenti sono al sicuro, Loda penserà a sanare i suoi debiti, ma le attività, lavoratori e pazienti con le loro famiglie saranno certamente più sereni. Poi un'anticipazione del messaggio prenatalizio del lupo al presepe con San Francesco e tutti noi. Ho voluto prendere questo episodio dei fioretti di San Francesco che dice che un lupo riesce ad ammansirsi e ci ricorda che la bellissima utopia che in verità è profezia del lupo che dimora insieme con l'agnello è realizzabile nella misura in cui noi ci lasciamo disarmare il cuore dall'amore di Cristo, dalla sua bontà, per una pace disarmante e disarmata. Infine, l'importanza dell'umiltà che, citando Papa Leone XIV, avvicina a Dio e agli altri. Un regalo di Natale a costo zero, l'app del nostro sito Sicilia Web, un prodotto unico nel suo genere per farvi godere al meglio la nostra offerta televisiva sul web. Digitate con la S di Sicilia maiuscola e poi la sola parola Sicilia Web tutto unito. Emanuela Corsi. SiciliaWeb.it festeggia 25 anni. Dopo l'operazione di restyling c'è un'altra novità sotto l'albero. Da oggi è a disposizione su App Store e Google Play l'app del nostro sito. Un'applicazione comoda, veloce e intuitiva per offrirvi informazioni a 360 gradi con notizie in tempo reale suddivise per sezioni, il live streaming, i telegiornali e le produzioni televisive di Antenna Sicilia e Telecolor, ma anche gallerie fotografiche, live cam e funzionalità extra come le notifiche push per non perdere neppure un aggiornamento o la possibilità di salvare e conservare gli articoli più interessanti, garantendosi così una consultazione personalizzata e ancora più rapida. Nell'app sviluppata dal nostro partner tecnologico Flazio, le nostre testate Sicilia Web, Antenna Sicilia e Telecolor confluiscono in un prodotto unico nel suo genere per accuratezza, completezza e varietà di contenuti. E quindi, come recita il nostro spot televisivo, scarica l'app! Scarica l'app! Scarica l'app! E quindi scarica l'app, adesso la pubblicità, tra poco il calcio. Bentornati
Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, finisce 2-2 la sfida tra Avellino e Palermo al Partenio, nel primo tempo vantaggio degli irpini con Biasci, nella ripresa il Palermo la ribalta con i gol di Poyampalo e Ranocchia sul rigore, nel finale pareggio di Palumbo dopo che i rosanero erano rimasti in 10 per l'espulsione di Diachité. Adesso parliamo del Catania costretto a vincere per agganciare il Benevento in vetta, formazione quasi obbligata per Toscano in vista della partita di domani al Massimino contro l'Atalanta Under 23, uomini contati in difesa. Francesco Triolo. Le motivazioni non mancano, c'è quella di voler chiudere il girone d'andata al primo posto rispondendo alla goleata di ieri sera del Benevento a Cerignola. C'è poi uno stadio stracolmo da salutare e a cui fare un bel regalo di Natale. Ci sono insomma tutte le premesse per una grande domenica per il Catania, che però deve trasferire sul campo tutte le aspettative dei tifosi contro l'Atalanta Under 23. Non sarà facile, soprattutto perché i rossazzurri arrivano non certo nelle migliori condizioni al match di domani pomeriggio, con calcio iniziale alle 14:30 e 3 ore di diretta live su Telecolor già dalle 14. Toscano agli uomini contati, soprattutto dietro, dove sono solo 3 i difensori a disposizione, formazione quindi quasi obbligata, almeno in difesa, per il tecnico che deve fare a meno dello squalificato Di Gennaro e ha Ierardi e Martic fuori uso. Toscana quindi Pieraccini, Allegretto e Celli da schierare nel reparto arretrato. A centrocampo Quaini sarà titolare accanto a Di Tacchio. L'altra novità riguarda il ritorno a sinistra di Donnarumma con Lunetta riportato sulla tre quarti accanto a Jimenez, ex della gara, a discapito di D'Ausilio, titolare a Potenza. In attacco fiducia al neopapà forte che ha già la dedica pronta per il piccolo Leonardo. E si gioca domani sera il derby siciliano tra Siracusa e Trapani che chiude il girone d'andata di Serie C. Sergio Colosi. Tra pareggite e possibili penalizzazioni, Siracusa e Trapani si sfidano nel derby del De Simone, che vale tanto per la classifica delle due squadre. Legate da un cammino simile nelle ultime settimane con 2 pareggi del Siracusa e 3 del Trapani, ad entrambe serve la vittoria nell'ottica dei rispettivi obiettivi e anche in considerazione di una futura penalizzazione che toglierebbe 4 punti agli azzurri nonostante le rassicurazioni del presidente Ricci e 8 e Granata, motivo per cui il derby assume maggiore importanza. Sulle formazioni lo squalificato Turati, che seguirà l'incontro dalla tribuna insieme al vice Spinelli, sembra avere più certezze di Aronica, costretto a fare i conti con alcuni probabili partenti. In difesa Sciapola favorito su Bonacchi, che ha scontato la squalifica. A centrocampo rientra il capitano Candiano, che farà coppia con Limonelli. In avanti Valente e Parigini, esterni Ba centrale a supporto dell'unica punta Molina. Trapani con Motoc e Marcolini, attese novità su Di Noi e Fischnaller, da 2 turni convocati ma puntualmente non presenti in distinta e forse in lista di partenza a gennaio. E adesso una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. Bentornati. Pfizer, la multinazionale della farmaceutica, non lascerà Catania. Soddisfatti i sindacati con la Wiltec, che annuncia la disponibilità al confronto con i vertici aziendali per il rilancio dello stabilimento e l'incremento occupazionale. Attualmente sono 546 i dipendenti a tempo indeterminato e 91 contrattisti. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.